Buon pomeriggio, siamo lieti di accogliervi oggi, 12 settembre 2021, al 17° Festival Organistico San Michele, Arcangelo edizione 2021. Anche oggi, come la scorsa volta, vorrei aprire il Festival ringraziando per il fondamentale supporto accordatoci la parrocchia di Salsa, che ci ospita, all'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, al Lions Club con il presidente qui presente Giovanni Barbantini, alla prestigiosa associazione Giuseppe Serassi e ad altri esercenti e collaboratori che hanno dato un sostegno concreto alla realizzazione dei concerti. Ricordo brevemente che questi concerti sono stati pensati per preparare alla solennità di San Michele Arcangelo, quindi sono momenti di spiritualità anche in questo senso. La festa di San Michele naturalmente si terrà alla fine di settembre, il 29. Dopo l'inaugurazione della stagione organistica con la giovane di origine cinese Yang Ku, che abbiamo avuto il piacere di sentire la scorsa settimana, oggi ci prepariamo ad assaporare un programma accattivante e variegato dal titolo Viaggio nella musica organistica europea. Questo excursus ce lo proporrà il giovane organista Giovanni Tonon, talento del nostro territorio, che invito qui a spiegarci brevemente la sua proposta, la sua idea di concerto, e lo accogliamo con un applauso. Buonasera a tutti, vi illustro brevemente il programma che ho scelto. L'ho intitolato per l'appunto Viaggio nella musica organistica europea perché vi proporrò delle composizioni di epoche differenti ma anche scritte in regioni differenti d'Europa. Cominciamo con la Germania e quindi con Johann Sebastian Bach, con la maestosa toccata in Fa maggiore, per poi passare a due corali. Il primo, Liebster Jesu, più meditativo, dolce, mentre il secondo, In die Freude, appartenente all'opera Orgelbuchlein, più solenne. Ci spostiamo poi in Italia con Girolamo Frescobaldi. Vi propongo dai fiori musicali una toccata avanti la messa e una canzone dopo l'epistola. Passiamo poi a Treviso con Moretti, compositore trevigiano. Vi propongo il rondò ad uso orchestra, dove sentirete delle sonorità contrapposte, il forte, brillante ed il piano. Passiamo poi a Valeri con una sonata per flauto solo. Torniamo brevemente in Germania con Karl Gellert. Vi propongo due brani. Il primo, un piccolo interludio caratterizzato da delle armonie particolari, molto variegate, inusuali, ecco. E il secondo invece un corale, Nun danket alle Gott, scritto sotto forma di una marcia trionfale. Passiamo poi alla Francia con Bonnet e le variazioni da concerto opera prima. E infine ci sposteremo nei paesi anglosassoni con un'elegia di Tal Ben Bol, un brano molto meditativo, e infine con una marcia d'uscita di William Matthias. Buon ascolto. Allora, ringraziamo Giovanni Tonon per la sua interessante proposta. E mentre attendiamo che salga in cantoria, ricordo che al termine del concerto verrà data la borsa di studio, novità introdotta lo scorso anno, borsa di studio per giovani studenti di organo meritevoli, e per onorare la memoria dell'avvocato Sergio Santorio, che insieme alla moglie, già docente di organo del Conservatorio di Udine, professoressa Maria Fontebasso Santorio qui presente, hanno contribuito finanziariamente alla costruzione dell'organo Pasquale Ferrari, dato alla comunità nel 2004. Se avrete piacere di sostenere questi e i prossimi appuntamenti, potrete farlo con un'offerta negli appositi contenitori.
che troverete appunto nelle entrate. E prima di passare alla musica ricordo naturalmente di rispettare le norme anti-Covid. Raccomando di spegnere i cellulari per evitare interferenze con la tenda TV, che ringraziamo per la ripresa. Buon ascolto.
Bene, siamo giunti al termine, quindi inviterei Giovanni Tonon a scendere dopo questa eccellente performance e lo accoglierei con un grande applauso mentre arriva. Bravissimo Giovanni Tonon, complimenti. Meritatissimi questi applausi e adesso inviterei la professoressa Maria Fontebasso a consegnare la borsa di studio in ricordo dell'avvocato Sergio Santorio per questo giovane meritevole e talentuoso. Con un applauso accogliamo la professoressa, prego. Bene, siamo giunti al termine e io vedo che siete ancora tutti in attesa forse di un bis, direi. Cosa dite? Ci stiamo? Bene. Allora, chiediamo il titolo del bis, così ce lo dice, prego. Allora, come bis vi propongo il Festive Trumpet Tune di David German, sempre per rimanere nei paesi anglosassoni. Perfetto, grazie. Mentre attendiamo che Giovanni Tonon salga nella cantoria, per il bis ringrazio voi pubblico per la presenza calorosa e assidua, vedo molte facce nuove e anche invece volti noti che frequentano spesso. L'augurio che posso fare è lo stesso dell'anno scorso, cioè che la musica ci renda tutti un po' più sereni. Vi aspettiamo quindi numerosi, come sempre, un arrivederci e al prossimo appuntamento a voi Giovanni Tonon per la chiusura e buona serata a tutti, arrivederci.